Pellegrino da San Daniele cominciò questi affreschi nel 1497, poi si trasferì per un periodo di circa 10 anni a Ferrara a servizio del conte Alfonso d'Este, e quello fu un periodo importantissimo per la formazione artistica di Pellegrino da San Daniele. Pensate che nel 1508 dipinse le scene per gli spettacoli del Carnevale, in cui si rappresentò anche la Cassaria di Ludovico Ariosto. L'interesse per la prospettiva e le quinte architettoniche in Pellegrino da San Daniele si è notato fin dalle sue opere giovanili, e così non ci stupiamo di vederlo dedito a un'impresa che la critica ha sempre considerato precorritrice delle geniali realizzazioni di Raffaello Sanzio.